Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Primo aprile, avanti che stiamo incalzando piano piano a grandi falcate nel pieno della primavera. Vediamo un po', ecco, io stasera la regia è nelle mie mani, auguri. Mi faccio gli auguri da sola perché in genere se ne occupa il marietto questa sera non poteva, dunque me la vedo io e speriamo che vada tutto bene. Intanto stavo facendo dei test perché appunto non sono molto ferrata. Comunque il clip l'abbiamo visto, mancano le solite scritte che non so dove le andasse a prendere, quindi oggi un po' più spoglia la situazione. Allora, come state? Mentre aspetto appunto che, si colleghino un po' di persone, ricordo alcune cose importanti. Innanzitutto che se ponete la domanda poi dovete avere pazienza e buon cuore di restare, perché se venite scelti ma non palesate la vostra presenza, passo alla domanda successiva. Dunque tanto vale che non la facciate la vostra domanda, perché fa numero, ma poi dopo non ci siete, dunque cercate insomma di seguire. Del resto questo è uno spazio, come dire, non è che vi obbligo, però se volete la risposta chiaramente, state lì perché in qualunque momento potreste essere chiamati e quindi non ha senso che io trovi magari sempre la stessa domanda diretta dopo diretta per il semplice fatto che voi la sbattete lì e poi andate a fare altro. Quindi sappiate che gira così, se mettete la domanda state lì, se vi rispondo bene, se non vi rispondo sarà per un'altra volta, però se invece vi chiamo in causa e poi non ci siete, dunque avete perso insomma un po' il giro. Bene, ovviamente non è solo questo, chiaramente per porre la domanda è necessario che mettiate il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro. Cosa significa formulata in modo chiaro? Significa che nel momento in cui avete messo: "Io mi chiamo bla bla bla, nata il", o la data semplicemente, volevo sapere come andrà la compravendita della casa per cui ho fatto l'offerta. Questo è una domanda formulata in modo chiaro, perché mi state spiegando che dovete comprare una casa, avete già fatto un'offerta, dunque io vedo in modo mirato quello che volete sapere. Era solo un esempio indicativo, però per farvi capire che la domanda non deve essere su un argomento generale, altrimenti è difficile anche intuire il messaggio che cercano di darvi le sibille, cioè magari si può anche intuire, ma diventa dispersivo dire potrebbe voler dire così o magari anche questo, c'è quest'altra opzione, non se ne esce mai. Dunque mi raccomando siate precisi nella domanda se volete che anche la risposta sia precisa. E se la vostra domanda riguarda un'altra persona, nel senso che volete vedere come va il vostro rapporto nei confronti di un'altra persona, allora mettete anche il nome e la data di nascita di questa persona. Se invece non siete voi diretti interessati, a meno che non siate i genitori di vostro figlio e avete una curiosità per lui, non vi rispondo perché non sono fattacci vostri. Dunque, se mi chiedete per il vostro personale sì, se volete domande indiscrete su altri, non lo so fino a che punto sia giusto. Quindi, anche qui dico, se proprio volete almeno fatelo in privato. Bene, penso di aver detto un po' di cosine, ma vi ricordo una serie di cose, cioè dove ci potete trovare. Quando dico ci intendo il Marietto Veneziano e la sottoscritta, dunque se, avete piacere di approfondire, quello che, riguarda noi, no, le nostre condivisioni, oppure quello che noi, mettiamo a disposizione, non solo in forma gratuita, ma anche in maniera professionale, allora potrete andare a visitare il nostro sito www.ilcapitano.intervista.org. Vediamo se trovo l'immagine, perché come vi dicevo se ne occupava sempre il Marietto. Dunque, eccolo qua, questa è la home page, questo è la schermata principale del sito quando vi collegate appunto a www.ilcapitano.intervista.org. Qui trovate moltissimo materiale che abbiamo raccolto nel corso del tempo, creato insomma anche delle dispense, delle raccolte di PDF e trovate insomma molto materiale di radionica, ma non solo, anche di chiriologia,
vediamo se trovo cos'è la chiriologia, lo sapete? È la lettura della mano. Vediamo se è questo. Sì, eccolo qua. Questo è un esempio di quello che potete trovare, nelle dispense sul sito. Dunque ci sono appunto delle raccolte di chiriologia dove vengono spiegate le principali interpretazioni delle linee della mano. E questa è un'antichissima tradizione molto diffusa nell'ambito zingaresco, ma non solo. In realtà c'è un'antica tradizione e storia. Ma diciamo che trovate anche molto altro, trovate comunque in particolare i circuiti radionici, perché dal 2015 il Marietto Veneziano li ha riadattati da testi ovviamente specialistici del settore, rendendoli disponibili in formato PDF, quindi o anche a volte anche JPEG, comunque in formati utili per essere stampati anche più volte, quindi non soltanto una stampa che se poi si rovina bisogna andarne ad acquistare un'altra, li ha messi a disposizione appunto in formato PDF. Quindi sappiate, per quanti sono gli amanti di questa disciplina, che non richiede particolari competenze, cioè la maggior parte dei circuiti, se siete dei semplici amatori, sono già esistenti, basta stamparli e metterli in funzione con il testimone, e se come dire, ve lo trovate anche magari qualche giro di pendolino in senso orario, per essere sicuri insomma di armonizzare quello che sono le informazioni vibrazionali del circuito con le frequenze vostre personali, insomma del vostro testimone o della persona su cui applicate il circuito. Dunque trovate veramente un sacco di materiale a vostra completa disposizione, e che fin da subito vi permette di intervenire in alcuni ambiti della vostra vita e che magari insomma ne trarrete anche del beneficio. Ce n'è veramente per tutti i tipi e per ogni necessità, quindi non vi resta che armarvi di buona pazienza, scaricarli, andarvi a studiare queste dispense, e se le spiegazioni che sono raccolte all'interno di questi file non fossero sufficienti, almeno magari vi resta magari qualche dubbio, qualche perplessità, potete attingere dai nostri canali YouTube, il canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube, da cui appunto nelle varie playlist troverete molto materiale di spiegazione, condivisione, addirittura il Marietto ha fatto, questo anche io, ma molto, molto in breve, lui ha fatto tutta una serie ehm, di condivisioni appunto di video per insegnare a usare il pendolino. E come mi diceva un caro cliente, insomma un caro amico che segue, a quanto pare, da come ha detto, affettuosamente i nostri canali da un bel po', dice: "Se anche uno non sa niente, con la pazienza e con la buona volontà per come sono stati trattati gli argomenti, è impossibile che non arrivi a conoscere e a capirci qualcosa." Dunque, ovviamente è un bellissimo complimento che, ringrazio insomma Baldo, grazie per avercelo fatto, dunque è incoraggiante per quelli che volessero approfondire questa materia. Bene, ma ovviamente c'è molto, molto di più sul sito, trovate anche la sezione shop, questo per noi chiaramente è l'ambito in cui poi prestiamo i servizi professionali, e fra i vari prodotti, articoli che potete trovare sul nostro sito, c'è poi in particolare questo, che è il talismano cabalistico, l'albero della vita, l'albero delle Sefirot, e che è stato appunto ulteriormente programmato con quelli che sono circuiti difensivi, ma anche con frequenze di difesa e protezione. Non solo, è nato anche per riequilibrare un pochettino i corpi sottili, perché la prima difesa ce l'abbiamo come noi nel nostro equilibrio, dunque è un ciondolo che è programmato appunto per portare armonia, benessere, magnetismo umano, tenere distanti persone nocive, rapporti che sono difficili o che causano comunque problemi, difende da attacchi occulti, insomma è molto completo, e per non sbagliare gli abbiamo aggiunto anche le frequenze del talismano di Giove. Dunque
un propiziatorio, per un po' di buona fortuna che non guasta mai. Giove comunque è anche la conoscenza superiore, anche l'amore incondizionato, dunque è sicuramente, come dire, un ciondolo che si presta o si propone di essere un valido sostegno a 360 gradi, ma non solo, potete in qualsiasi momento programmarlo ulteriormente con specifiche richieste o intenti che appunto valuteremo insieme e che, potremo aggiungere anche a distanza. Quindi, anche nel corso del tempo, degli anni, potrete sempre rinnovare non tanto quello che c'è già, perché, tramite il sistema che, ha ingegnosamente individuato e studiato il Marietto veneziano, questo ciondolo non si scarica mai, quindi non è necessario rilavorarlo nel tempo. Una volta che è programmato e personalizzato per voi, questo non viene più sconfigurato in nessun modo. Anche l'ometteste, guardate che anche l'ometteste nel disimpregnatore, quindi se anche cercaste di neutralizzare tutti i programmi che sono messi su, siccome li abbiamo posizionati sui server, sui node, non li ca cioè non è possibile rimuovere la programmazione fatta. Dunque state sereni, è uno per sempre. Quindi è un investimento che si fa una volta nella vita e poi nel tempo appunto, come dire, può essere ulteriormente esteso a seconda delle necessità. Ma oggi è venerdì, quindi vi ricordo che, come ogni santo venerdì, anche questa sera ci occupiamo dei protocolli di riequilibrio radiestesico, ci premuriamo per le persone che, ce lo hanno commissionato di ripristinare gli equilibri di quelle che sono intanto, le frequenze, più, quotidianamente soggette a inquinamento, a quello che sono le contaminazioni che avvengono ogni giorno negli scambi con le altre persone, ma non solo quello che del quotidiano, anche eventuali lavori occulti che possono essere stati fatti a nostro danno, la presenza di quelli che possono essere parassiti, larve astrali, qualsiasi forma di entità, che in qualche modo interferisce col nostro benessere, con la nostra serenità, con la nostra scusate, ma sentivo traffico dalla porta, volevo andare a vedere. Dunque, ci sono tutta una serie di passaggi che vengono effettuati, ehm, questo per le forme di mantenimento, ma il primo mese di protocollo è sempre estremamente approfondito, si va a lavorare anche su quello che è il retaggio, di ciò che abbiamo ereditato dall'albero genealogico, dunque i lasciti, le credenze, le convinzioni, le paure, anche certi atteggiamenti, l'approccio col cibo, i rapporti con gli altri che possiamo avere, acquisito sia a livello, come dire, di esempio, ma anche nel nostro DNA, perché si ereditano anche tutto un corollario di comportamenti. Quindi diciamo che è un lavoro molto molto particolare che aiuta anche a rilasciare emozioni represse, problematiche che magari sono lì e che ci causano ostacoli e blocchi, quindi si va a neutralizzare tutte queste cose che sono, come dire, ostacolanti nella nostra vita e si vanno a reindicizzare su invece convinzioni più premianti, cioè autostima, coraggio, ambizione, prosperità, serenità. Dunque, insomma, è un bel lavoro e nel tempo, perché non abbiamo certo la presunzione di trasformarvi così istantaneamente, magari, però nel tempo a tutti ha dato comunque dei benefici. A meno, attenzione, perché abbiamo notato una cosa: se il livello lo sviluppo di coscienza, che tra l'altro è misurabile tramite la scala di coscienza Hawkins, che è tra l'altro un circuito che trovate sul sito, se lo sviluppo di coscienza dell'individuo però non è sufficientemente elevato, i lavori vibrazionali di questo tipo sono un po' meno efficaci, perché funzionino veramente nel migliore dei modi, la persona, l'individuo deve essere un pelino sviluppato spiritualmente. Sembrerà non è che dovete essere degli illuminati per vedere degli effetti, però se avete frequenze coscienziali basse, rabbia, oppure, odio, vergogna o qualsiasi altra frequenza su cui ovviamente non è
non è da considerare un'emozione, perché le emozioni di rabbia le abbiam provate tutti, santi o no, ci siamo arrabbiati tutti, dunque non è quello. È proprio se il vostro sviluppo animico corrisponde a una determinata, fetta, diciamo così, di sviluppo. Quindi, più la persona è predisposta, più la persona ha quella voglia di cambiare, di crescere e più ovviamente questo genere di lavori danno soddisfazioni, anche immediate in alcuni casi. Dunque, prendetelo in considerazione se, nell'ultimo periodo della vostra vita avete trovato tutte porte chiuse, strade bloccate o ostacoli, impedimenti, frustrazioni accumulate da tempo, ricordatevi che non esiste solo il corpo fisico e dunque non abbiamo una responsabilità solo su quello, di tenere pulito e in ordine quello, ma anche i corpi sottili e che a volte una bella pulizia di quelle che sono anche le nostre forme pensiero, non per forza dobbiamo pensare che siano gli altri a interferire nella nostra vita, a volte abbiamo tutta una serie di programmi autosabotanti e dunque lavorando su quello veramente vediamo molte cose poi cambiare nel tempo e questo è un approccio valido. Ma vi ho fatto una testa così, stasera non ho parlato dei soliti sigilli, non che siano i soliti, io li adoro, li amo perché ci mettono in contatto con intelligenze divine, con quelli che sono gli angeli. Ho preferito allungarmi magari su un argomento un po' diverso per farvi capire su quante e quali cose possiamo approcciare i vostri problemi o gli ostacoli, i blocchi, perché non è detto che tutti abbiano, come dire, quell'apertura nei confronti della ritualistica. Pertanto, pur fornendo appunto, entrambe le tipologie di servizio e di intervento, diamo la possibilità a quello che verso quello, su cui ci sentiamo più a nostro agio. Dunque sappiate che, possiamo intervenire in molti modi, compreso anche sessioni di training o di, ovviamente anche le lezioni sul pendolino, sulle sibille, un percorso iniziatico bellissimo con gli arcani maggiori, cioè sono tante le cose che veramente possiamo fare insieme ma, appunto secondo quello che, vi sembra essere più affine al vostro approccio, alla vostra modalità di vedere le cose. E ora che vi ho riempito veramente di chiacchiere, benissimo, siamo pronti a cominciare. Facciamo così, ditemi chi c'è. Non posso fare l'appello a parte vedere che, insomma, Loredana, buonasera, buonasera Davide, buonasera Daniela, buonasera Baldo, buonasera ah ecco, lui, era lui quello che ho citato prima. Buonasera Margherita e poi c'è, un utente un Facebook user che purtroppo non avendo autorizzato StreamYard questo è quello che si vede dunque, come dire, non è non sono in gra cioè buonasera anche a te, non so chi sei, autorizza StreamYard così che, in futuro anche quando commenti posso salutarti per nome. Bene, allora, chi c'è? Forza, fatevi avanti, ditemi chi c'è così vado a leggere la domanda e rispondo, perché come vi ho detto, se non siete lì non vi rispondo. Allora, bene, Margherita pronta, ha risposto. Benissimo. Allora, lei c'è e rispondiamo a Margherita. Allora, 2 ottobre 62 chiede se riuscirà a ereditare la casa della mamma. Vediamo un po'. Poi scaldate i motori, preparatevi, qualcun altro scriva se c'è, così rispondo. Forse Daniela che ha aggiunto un saluto e mi sembra di aver letto anche la domanda prima, dunque ci dovrebbe essere anche Daniela. E allora andiamo avanti intanto con Margherita, mi concentro su di te e sulla tua domanda, vediamo se erediti la casa della mamma. Ecco, diciamo che da un approccio che così già al taglio non sembra essere molto positivo. Potrebbe, insorgere qualche questione, qualche problema, magari anche potrebbe essere un incontro di fuoco. Attenzione, non in termini positivi, dunque bisogna vedere se sei l'unica
che mira a questa cosa perché potrebbero nascere delle questioni, ma vediamo un pochettino dalla stesa. Ai, ai, ai. E allora, mhmm, sai, qui la mamma compare nella linea del presente. Ora, la mamma è ancora in vita? O cioè è un'opzione per il futuro, magari è chiusa in qualche istituto, oppure non insomma è insieme a qualcuno o non c'è più. Perché, non è che si capisca tanto, però si capisce che c'è probabilmente è un qualcosa a cui, aspiri da un po', c'è qualcosa che comunque vedi un'attesa, sospirata che dura da un po' e che ti porta un po' in crisi. Magari sei, in una situazione economicamente un po' particolare e questa cosa ti risolleverebbe, no, da tutta una serie di preoccupazioni. Sto dando una lettura sulla base dei significati delle carte. Dunque, non è che voglio dire che necessariamente è così, però si capisce un tormento che perdura da un po'. E quindi c'è anche attenzione, perché la gelosia, oltre le preoccupazioni economiche, oltre la gelosia alla lettera, può anche indicare, situazioni, di contrasto, di contrarietà, frustrazioni che possono magari essere nate intorno proprio a questa figura, la figura materna. È chiaro che tu la desideri, questa situazione già vedi che è già nel passato, ma non so se sei l'unica in questo senso, perché l'allegrezza al cuore mette sempre di fronte a più opzioni e quindi anche più persone. C'è quella carta della circospezione, dunque insomma diciamo che ci fai affidamento, hai cominciato a sognarlo anche dal passato e magari ne hai anche già condiviso questi tue aspettative con qualcuno, però non è ancora ovviamente il momento, in questa linea del presente ci sono ritardi, ci sono anche delle frustrazioni, quindi la possibilità che una serie di preoccupazioni in questo momento non lo rendano possibile. Poi è da vedere, io devo capire come mai compare qui al presente la figura materna. Se mi puoi rispondere è morta. Oh, okay, è morta. Quindi sono probabilmente o lei non ha lasciato le cose scritte in modo chiaro, oppure ci sono comunque dei contenziosi. Ma allora attenzione, perché io vedo la figura di un uomo. Ora, non so se hai un fratello, potrebbe essere il marito, comunque è un uomo che vedi che, essendo un ladro qua, fa, supporre che potrebbe magari avere lo stesso obiettivo o agire magari alle spalle per qualche ragione, magari per procacciarsi un'occasione o per portarsi in una situazione di vantaggio. Dunque devi fare attenzione a questa figura maschile. Sicuramente mentre io ti ho nominato un uomo, a te è già venuto in mente qualcuno, okay? Non compare come una cattiva persona, però qualcosa non lo dice, qualcosa lo tiene per sé o sta agendo furtivamente. Quindi c'è da fare un po' di attenzione. Ad ogni modo qui nel prossimo periodo, ecco scusami, ma un altro dei significati di questa carta è proprio della dote, l'eredità. Dunque vedi che ci sono dei ritardi e delle discussioni, o almeno delle frustrazioni, il timore di cioè c'è una serie di sentimenti che evoca questa carta e che chiaramente non sono di natura positiva. Ti ricordo, abbiamo detto, quest'uomo che comunque nel prossimo periodo farà qualche movimento strano, però fondamentalmente non è che dico che non è possibile, perché sembra avviarsi il principio di un qualcosa, come se tu realizzassi un qualcosa, ma sarà combattuto, sarà qualcosa su cui ti dovrai imporre o dovrai insistere, imporre la tua volontà in quella situazione, perché ci sono, come dire, vedi, degli ostacoli che sicuramente vanno abbattuti. Nel nell'esito allora, ecco,
I deliranti inquadra una situazione confusa di chi dice una cosa poi se la rimangia, di troppe voci, troppe campane e quindi c'è un clima un po' caotico. C'è anche questa carta del vedovo, ci fa sentire tutto il peso di una sensazione di impotenza di fronte a queste interferenze o a queste discussioni che sembrano non portare da nessuna parte. Dunque, diciamo che non sarà una cosa facile e nemmeno mi sento di dirti un pieno sì. C'è da farsi avanti, c'è da far valere le proprie ragioni, e probabilmente una cosa che dovrai fare, ehm qui qui c'è di mezzo anche del denaro, dunque o devi provare qualcosa, però ecco, diciamo che in ogni caso c'è da fare per trovare una soluzione. Forse a questo clima, confuso, o non sono state lasciate cose in ordine, oppure, non è chiaro come suddividere, forse non sei l'unica che mira a quella casa. Dunque c'è ancora del lavoro, ecco, non la vedo già assegnata, mi dispiace, però c'è da fare e secondo me una soluzione è possibile, però non riusciamo ancora a vedere questo esito nel bene e nel male verso di te. A guardarla così sembra più un no, con la possibilità comunque di dimostrare di fare delle cose per cambiare un pochettino, ma non si vede neanche il cambiamento. Qua si vedono discussioni e mhmm, una difficoltà oggettiva. Perché? Perché a quanto pare il vedovo è anche la carta di quando abbiamo fatto, delle scelte o dei passi sbagliati, che poi dobbiamo rimpiangere, perché magari anche causa, tra virgolette, non so in che modo, perché non conosco niente a parte questa domanda che mi hai fatto, magari in tempi dove ti dovevi in qualche modo fare avanti o c'erano delle cose da mettere subito in chiaro, non l'hai fatto e quindi adesso ti trovi, a dover rincorrere questa cosa, Comunque, vabbè. Margherita, si vedrà. Ancora non è dietro l'angolo questa cosa, È già tanto che si aspetta, ma allora, perfetto, bene, mi hai dato conferma del fratello, benissimo. Allora, vediamo un po'. Mi sembra che Loredana sì, okay Loredana, io ti rispondo, ma santo cielo, vogliamo lasciare un po' di spazio anche a persone nuove? Perché io comunque ho sempre lo stesso numero di telefono, 20 € costo, alla fine. Allora, ti rispondo, però sappi Loredana, che per un bel po' o vieni in privato o lasci spazio ad altre persone. Vediamo un po'. La tua domanda dov'è? È qui. Volevo sapere se Sebastiano, 25 settembre '63, dopo questa pausa ritorna. Da Loredana, 16 giugno '73. Perché poi, cioè, dico, anche questo modo che poi sicuramente io fraintendo il tono, perché non essendo scritto non si possono leggere i toni, però che io debba dire ogni volta: "Non venite a farmi sempre la stessa domanda, lasciate spazio agli altri", è un po' che non mi rispondi, ma io non mi corre obbligo, capite? Io son qua per buon cuore e per farmi conoscere, quindi dico, la gente che mi chiama in privato ce l'ho, non è che devo stare lì, non so, mi indispone questa cosa. Lo dico sempre, lasciate anche il posto ai nuovi. Allora, Sebastiano, 25 settembre, l'avrai fatto scappare con i tuoi modi, vediamo un po'. Allora, beh, ti pensa, un po' ti pensa, a meno che non abbia già anche una persona da tanto tempo accanto, che non sei solo tu. Però vediamo le allora, dunque, diciamo che la pausa di riflessione si vede, sospiri, mercante, quindi lui si è allontanato per valutare questa cosa, perché
probabilmente ci sono state una serie di incomprensioni, ma attenzione, anche sembra lo spauracchio di un altro contendente. Poi magari è lui che si è messo in mente questo timore, questa cosa, però intanto si vede questo nella linea del passato. Al presente la possibilità di un contatto c'è, però sembra quasi che le sibille annuncino una figura nuova, ehm, mentre sussiste un blocco. Quindi il messaggero che è portatore di novità o notizie importanti, e qui ci dice anche in ambito sentimentale, però sembra arrivare dalle retrovie. Dunque, se lui ha un'intenzione di palesarsi, non lo farà probabilmente in modo diretto, altrimenti qui è un'altra persona che si inserisce in questo contesto, ma che viene bloccata. Quindi io in questo momento, se devo risponderti per lui, io non lo vedo intraprendere un'azione di ricontatto nei tuoi confronti, anzi è fermo. Però attenzione, perché nel prossimo periodo c'è un qualcosa, casa, stanza, casa, imeneo, sono carte molto belle, okay, quindi se anche adesso è tutto fermo e sembra essere fermo da un po', comunque nel prossimo periodo è possibile addirittura un incontro. Magari vi incontrate prima per di persona che non che lui alzi il telefono, però di fatto qualcosa c'è, okay, qualcosa si vede ed è un ripristinare di un equilibrio, di un momento di nuovo di serenità. Ma c'è, come dire, intanto un'aspettativa. La carta del Belvedere fa capire che ci sono dei progetti e che viene atteso un qualcosa. Ehm, è possibile che si guardi verso una possibile soluzione, una risoluzione di quelle che sono le vecchie problematiche. Comunque la carta della costanza che è la vittoria nel tempo. Quindi ora no, ma in futuro mi sa che Sebastiano rientra nella tua orbita, dunque si farà di nuovo avanti. Se non avanti in modo diretto, te l'ho detto, magari con un barbatrucco, un giro largo, in qualche modo torna. Ed è possibile che comunque adesso questo cambiamento o questo approccio non c'è, ma che in futuro per una qualche motivazione o addirittura un incontro non si ripristini appunto di nuovo tutto, il rapporto. Però purtroppo, come abbiamo visto questa parentesi che è più favorevole, quindi c'è uno slancio a seguito di un periodo di distanziamento, che non è il distanziamento di 1 metro del Covid, c'è poi cosa? Però che insomma l'esito non è un granché, perché come si vede una parentesi di nuovo positiva e di armonia, di nuovo poi ci sarà una situazione che non sarà possibile mettere completamente a posto. Dunque o lui si sottrarrà e dunque quell'aspettativa nel futuro, quella serie di progetti poi si vanno di nuovo ad arenare, okay, oppure è, l'indice di un cambiamento anche importante, che chiude completamente col passato. Ora, dopo questa pausa, ritorna. Dunque, come ritorna, così sembra che poi se ne andrà lasciandoti di nuovo nello sconforto. Dunque, io non so se ti convenga che lui ritorni e poi ti dia il colpo di grazia fra qualche mese. A me sinceramente come esito mi sento quasi di consigliarti di cambiare tu pagina, di andare oltre e di vedere se altrove c'è qualcos'altro, perché lui viene, va e quando va la prossima volta ti lascia nella sofferenza ancora più a lungo di adesso. Dunque io sinceramente, sei stata avvisata, diffida dal suo ritorno, cioè, quasi quasi è meglio se non torna. Allora, vediamo un pochettino, a questo punto rispondo a una terza e ultima domanda. Vediamo chi è che ha detto che c'è. Simona, se ci sei ancora.
o Lilla? Lilla ha detto che c'è. Allora, Lilla. 13 giugno 80, Alessia, 7 aprile 65, vuole rompere definitivamente con me? Alessio, scusa. Devo mettere 'sti benedetti occhiali, prima o poi lo faccio. Vediamo. Vediamo se Alessio rompe con Lilla. Insomma, vediamo cosa farà Alessio, perché a me le domande tendenziose alle sibille dispiace farle, perché poi diventa molto complicato rispondere. Ai ai ai. Ah, mannaggia. Senti, ma questo Alessio, no, ci puoi dire qualcosa di più? Nel senso, ma è sposato? È separato? Cos'è? Allora, sai, io vedo che lui ha tanti dubbi, un po' geloso, è un po' insicuro cioè compare una situazione dove sospetta bugie, no, che non gli racconti del tutto la verità. Magari sono piccole bugie, però intanto lui non cioè c'è un qualcosa qui, vedi, apre falsità, chiude in gelosia, a non riesco a capire se è lui che non racconta magari tutta la verità perché comunque discutete, oppure se lui sospetta. C'è un senso di criticità e visto che comunque stiamo guardando rispetto lui, la sua prospettiva, cercando di capire cosa farà, se chiude oppure se continua, beh, devo dirti che comunque c'è, in questo momento una grande agitazione emotiva, comunque la carta della gelosia, quindi non è proprio propriamente a suo agio o tranquillo. E non solo, qua vedi che nel passato sì, ci sono, come dire, c'è l'incontro bello con questa donna più giovane, messaggi segreti, nascosti, forse è proprio alle spalle di un matrimonio. Io poi sai, ripeto, non è che hai dato tanti dettagli, hai solo detto cosa vuole fare. Quindi io lo vedo un po' preoccupato, lo vedo molto incerto, insicuro sul da farsi e poi guarda, è come se, visto che sempre guardiamo dalla sua prospettiva, lui o ha in mente delle cose che non ti dice apertamente, quindi il ladro, no, sta agendo lui in modo poco chiaro, alle tue spalle, oppure è lui che pensa, si è convinto che c'è qualcun altro. C'è anche la carta della gelosia qui è come se non vedesse veramente in modo chiaro le cose e questo gli causa, mhmm, un po' di tristezza, cioè non è proprio non è una fase tranquilla e quindi non lo vedo compiere un'azione decisa nell'immediato, né in un senso né nell'altro, però lo vedo preoccupato, come se non fosse più veramente sereno. Allora, cosa c'è poi dopo? Allora, qui lui dà avvio a un cambiamento, oppure, non so, se viaggia, se fa delle cose che lo portano a spostarsi, perché comunque c'è la carta del viaggio, potrebbe avere tutti i significati annessi a questa carta, dunque avviare lui un cambiamento che sembra essere comunque importante, oppure deve spostarsi fuori. Comunque c'è anche questa, che parla sempre di luoghi non proprio dietro casa, o l'avvio di qualcosa che lo appassiona. Dunque potrebbe essere anche un contesto nuovo, qualcosa comunque di importante che lui farà. Non sembra una chiusura, però potrebbe magari essere veramente un trasferimento. Io non so cosa ha in ballo lui. Ripeto, non conosco niente di più di quello che hai scritto in quelle 2 righe, dunque si vede questo. E cosa si vede nell'esito comunque? Resta tutto un po' simile, perché qui c'è comunque lui diffidente, che sospetta, che controlla, che spia, eventuali rivali sentimentali, dunque,
Però non lo vedo chiudere, non lo vedo chiudere. Cioè, a meno che per lui la chiusura sia andarsene a 300 chilometri, sto sparando così a caso, però non vedo chiudere. Bene, io vi ringrazio per aver partecipato questa sera. Vi ricordo che torno nella diretta lunedì alle 21:15. Vi ricordo che il mio numero, per prenotare il vostro consulto è 347 8702 622, eccolo qui. Ah, guarda dov'era il banner, l'ho cercato tutta la sera, era poi lì dove ho cliccato per caso. Grazie a tutti e ora mi dedico ai riequilibri radiestesici. Grazie per aver appunto passato questo tempo con me. A lunedì, grazie.